Buona giornata cari amici di Media Sport TV Europe dalla redazione toscana. La notizia del giorno è che Massimo Cellino, presidente del Brescia, continua a nutrire la sua fama di mangia allenatori. Eugenio Corini infatti salta per la seconda volta in questa stagione e udite, dopo aver chiamato e presto esonerato Fabio Grosso, affida la panchina a Diego Lopez. Una storia da fantacalcio se non fosse che il protagonista è l'ex presidente del Cagliari e ora numero 1 del Brescia. Massimo Cellino chiama infatti alla sua corte un allenatore, Lopez, che anche quando dirigeva la società isolana aveva tranquillamente giubilato. Il tecnico sudamericano non se lo è fatto comunque ripetere, ha risposto subito alla chiamata arrivando dritto dall'Uruguay dove, ricordiamolo, si è coperto di gloria sulla panchina del Peñarol di Montevideo, una delle due squadre principali della capitale, l'altra è infatti il Nacional. Oltre al Cagliari, Diego Lopez, che ha giocato 314 partite segnando 8 gol, ha allenato anche il Palermo e il Bologna. Con il Cagliari è stato capitano e allenatore in Serie A nella stagione 2013-2014 con Cellino, subendo un esonero alla 32esima giornata, e nella stagione 2017-2018 quando fu chiamato dal presidente Giulini a sostituire Rastelli alla 9ª giornata, portando la squadra alla salvezza. Il suo vice sarà come sempre il sorsese Michele Fini. Grazie a tutti per la cortese attenzione da Renato Scanu e dalla redazione di Media Sport TV Europe. La più cordiale buona serata.